È stato un atto vandalico deliberato, quindi non si riesce a capire il senso di questa cosa. Non sei venuto qua a rubare, non sei venuto sei venuto qua a fare danni. Non si spiega il perché del gesto. Il titolare del bar-ristorante di Punta San Giuliano. Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso un giovane che, zainetto in spalla, è salito sulla terrazza del Carinzia Club. Indagano le forze dell'ordine se con lui ci possano essere state altre persone. Hanno preso le imbarcazioni, le hanno rovesciate in acqua con i carrelli, sono entrati nei palloni da tennis, hanno messo le sedie per bloccare gli ingressi in modo tale che il pallone si sgonfiasse e cascasse giù tutto rovinato. Qui da noi in particolare sono saliti in terrazza, hanno sradicato i LED, le luci, sono entrati nel magazzino, hanno aperto tutti i congelatori, sradicato le spine, rotto tutto e buttato tutti i prodotti per terra. I canottieri hanno cercato per tutto il giorno le canoe disperse e affondate in laguna, così come i carrelli su cui erano posate. Il tennis club sta eseguendo le valutazioni di sicurezza per confermare che, nonostante il pallone che copre il campo sia stato per diverse ore aperto, sia statico e sicuro. Al bar, invece, si fa la conta dei danni. Le attrezzature, le cose eccetera ci servono per lavorare, adesso che è iniziata la stagione diciamo che non si comincia bene, ecco, dobbiamo riallestire tutto quanto, l'intrusione dei ragazzi, nel momento stiamo ancora verificando, però hanno fatto una serie di atti vandalici abbastanza gravi e pesanti. Un fatto che fa riflettere anche sui sistemi di sicurezza dell'area. Essendo una zona leggermente distaccata eccetera, è un po' terra di nessuno la notte, quindi anche da quel punto di vista implementare la sicurezza sicuramente aiuta.